Amici carissimi, buonasera, eccomi qua. Buonasera, eccoti qua. Che bu. Guarda ma che sta succedendo? Sono dovuto veramente intervenire per cercare di mettere un poco di quiete a quello che sta succedendo proprio, ma non solo sui social, ma proprio nella vita reale. Ma perché che è successo? Cioè, io vedo camminare per strada tifosi del Napoli e tifosi dell'Inter. Ma perché non ci capite? Non ne bulli fa camminare per strada, ne bulli fa volare? Come funziona? Ne bulli fa camminare per strada, ne bulli fa volare? E sta gente. Boh. Ragazzi, permettono lussi ma fermai di dire quest'anno proprio oramai è finita, quest'anno lo vinciamo noi, sia i tifosi del Napoli che i tifosi dell'Inter. Sì, ma che cosa? Non ci capite che cosa vincimmo noi? Cosa? Allora, io veramente stasera voglio cercare di chiarire un po' delle situazioni e voglio dividere questo video facendo 3 dediche. Ah, ci capite? Vuoi cantare la canzone, mo? Ah, ci capite? Vuoi fare 3 dediche? Allora sentiamo sta canzone. La prima io la voglio fare a tutti quei tifosi juventini che veramente voi siete la schifezza della schifezza della schifezza di tutti i tifosi che esistono al mondo. Io mi pensavo che volevi fare la canzone, a tu che stavi per i tifosi Rai, e che la si sa una vita, che sono la schifezza, e i tifosi del mondo, questo si sa una vita, che sono quello che dici tu. Perché voi cosa state facendo? Sono 4 anni che state dicendo che Allegri non è buono e se ne deve andare, Allegri non è buono e se ne deve andare e vinciamo scudetti, finale Champions League. No, aspetta, scudetto, ok, ma ci trovo. Finale Champions League, fai a parsi, ma non ne vinci quello. C'è sta una bella differenza. Vince solo scudetto. Ma poi, ti hai scordato di dice, facimmo le apparse a finale Champions League, ma non ne vincemmo. Spiegati meglio. Insomma, è che prima o poi vada a finire su giocare da rompere, no? Se voi ogni anno dite sempre la stessa cosa, no? Che prima o poi, pure all'epoca di Marcello Lippi, ci ha fatto vincere tutte le cose, e poi è arrivato all'anno che a Rota non girava più, o giocato la sera tutte, e prima o poi se ne andava. No, aspetta, che ho giocato non si è rotto. Aspetta, fermo. Indagato per frode sportivo, quindi hanno fatto rombo, che è molto diverso da quello che dici tu. L'hanno fatto rombo per frode sportiva, sai che significa, no? Frode sportiva. E voi cosa state facendo? Voi state godendo per questa situazione, cioè voi non vedete l'ora che la Juve non vinca per poter, diciamo, confermare le stronzate che dite voi, ma voi vi dovete solo vergognare, voi, scusate la parola, ma da chiudere in cesso. Che sta una vita che vi sto dicendo che vedete Fernando Cesso. È proprio una vita che vi sto dicendo. E a tutti coloro che non si ritroveranno più fra i miei amici su Facebook, è inutile che mi lasci ma perché mi hai cancellato? Vi ho cancellato perché voi siete la schifezza della schifezza di Fosraio. Ma ne scordate, ma se tu e cancellai dall'amicizia, e allora non mangiano più, ma fanno la petinenza e fai morire fame a sta gente. Chiusa la prima dedica. La seconda dedica la voglio fare ai tifosi di quella squadra che in questo momento si trova al primo posto. Quella squadra là si chiama Napoli, dove tu sei nato, sfortunatamente. Chiamala per come si chiama. Quella squadra là si chiama Napoli. Capisci la parola Napoli? Dove tu sfortunatamente sei nato. E poi neanche nominare, già abbiamo capito di chi sto parlando. A voi dedico quel famoso proverbio che dice: alla vaca puciuscio si perde tempo, acqua e sapone. Bel proverbio. Ma almeno la vaca poi ci perde l'acqua e più sapore. E poi la lavare poi la varrachina oppure l'acida muriatica per disinfettare le busce. Ciò cosa vuol dire? Che voi, nonostante, diciamo, in tutta, diciamo, la vita non avete mai vinciuto un cazzo, E allora secondo te, perché noi non abbiamo mai vinto un cazzo come dici tu, non avessimo camminato mezza via, oppure avessimo chiamato, giusto? Perché noi non abbiamo vinto niente a Maulò,
ma uscire, a maulò, perché non mi vinto un cazzo, non mi cammino a mezza via, ma maulò. E nonostante le lezioni di pallone che avete avuto, diciamo, negli ultimi anni, quando insomma vi siete un po' affacciati fra le prime posizioni, Le lezioni? Ma chi? Ma che squadra stai parlando? Noi abbiamo avuto lezioni, ma da chi? Ma da chi voglio capire? Chi? ancora non vi siete imparati a cercare di restare con i piedi per terra. È chiaro? E a rete non ci le pire, ragazzi, ci vuole fare forza un lato, non ci sta niente da fare, ci vuole fare forza un lato. Dico questo perché? Perché ogni volta, cioè, è possibile che prima di una partita ogni volta esco per strada e poi mi fermate e mi scuturate questo è la guarda che no, chi sta mandando pure, che chi esce poi ogni anno diciamo che Sì, ma qual è il tuo problema? Voglio capire, pure che dicessimo, venisse mica a te, che non credo proprio, venisse mica a te, qual è il tuo problema? Sento odor di rosicamento. cioè, state con i piedi per terra, per carità, nessuno dice che il Napoli non gioca, per carità, cioè non è che mi sembra cercato. Non siete ciecati, ma si chiede rubentini, questo è po', ma sicuro. Però, sangue, cioè, siamo alla settima giornata, cioè, imparatela la lezione. Poi dico io, casomai dovesse succedere la fine del mondo, no, la fine del mondo, quella squadra là sta a vincere un campionato. Quella squadra là è la squadra dove tu sei nato. Ma non ti metti scurno, manca a dici che un uomo è la squadra dove tu sei no. Ma sei proprio una vergogna. Quella squadra si chiama Napoli. Napoli. Appartenenza. Napoli. La sai chiamare sta parola? Napoli, o c'è nata solo. Noi, tifosi come me però, vi diamo un'altra lezione, vi facciamo vedere come si fa a perdere noi scudetti e a complimentarsi eventualmente come avversari. Ecco qua, ora è buttato in mano annanzi. Come bisogna, come sanno perdere. Ma si povero tifoso la Juventus, non ci sta niente da fare. Dice, ma tu è facile, sono 6 anni che vinci, quindi ti verrebbe più facile. È vero, mi verrebbe più facile complimentarmi, diciamo, dopo che sono 6 anni che lo vinco, perché è normale. Sì, 6 anni che vinci, ma come? Spiega pure come. E da sti 6 anni non ti dimenticare i gol di Montari. Tu voglio ricordare, capi? Perché voi tenete la memoria corta. Corta. Più facile, di certo non è che si viene a complimentare il tifoso della Roma che non vince un cazzo, o un tifoso di Milano che comunque se non mi sbaglio stasera pure sta pigliando immazzata, mentre sto facendo il video, insomma sta giocando il derby, so che l'Inter sta vincendo, comunque. Queste, guarda tu, dobbiamo stare con i piedi per terra, per carità, perché sennò veramente diventa imbarazzante la cosa. Ma diventa imbarazzante per chi? Per voi, che mo state a rete pure all'Inter. Allora sì, è imbarazzante sta cosa. Tu stai rosicando. È brutta. È normale. Oh, ora voglio fare l'ultima critica. Sì, ma adesso mo canta una canzone. Fino a mo' metto sullo strunzato. Ma questa dedica che faccia una bella canzone. Visto che sei nato qua, e sta tenendo un po' la voce come la nostra. A me è una bella canzone, faccia una canzone. L'ultima dedica a tutti quei tifosi juventini, amici miei e amici veri, che la pensano come me. Ah, e allora stanno proprio accise. Si pensano come te. Stanno proprio accise. E che sanno che questa squadra, questa Juventus, dopo 6 anni di vittorie consecutive in Italia con lo scudetto, A Ruban? è un fatto fisiologico che eventualmente prima o poi sta cosa si definirà e che eventualmente accetterebbero, diciamo, di non vincere lo scudetto con molta serenità e con molta tranquillità. Ne dubito. Secondo me ci piano pochi bei pantinoli perché va brucio culo. Chiaramente, però, combattendo fino all'ultimo. E io credo, e ne sono più che certo, e qua ci metto la mia faccia come sempre, E che faccio? che questa Juventus, se proprio non dovesse vincere lo scudetto,
Ma comunque se la gioca fino all'ultima giornata, poi per vincere lo scudetto c'è da passare per culo, hai da sudare, dovete sudare. Mamma passare per culo. Ehi, io ti voglio ricordare che stiamo a 5 punti alla coppa, non ti teniamo a passare giù. Fammi capire. Non vi credete che sarà facile. E il passato vi abbiamo insegnato che stando in situazioni molto peggio di queste, vanno fatte vedere come si occupa lui. Ancora questo fatto come si occupa lui, ah, voi. E come si arroba, che sì, ci avete fatto vedere. Allora ti do ragione. E come si arroba però? Detto ciò, io a voi mando il mio più caloroso abbraccio. Poi quando mo comincia a secciare, fammi fare una rettata, fammi fare una rettata, mo seccio. E vi dedico quel famoso detto che dice: quando si martella batte, quando sei in gudine statti. Cioè, quando sei martello batte, sto 6 anni che stampa battendo. No, aspetta, non mi trovo, no. Dici, sono 30 anni che stiamo a rubare. No, a te, sono 30 anni che stiamo a rubare. Allora forse mi trovano poco coraggiosamente che tu fai. Adesso noi ci siamo un po'. Ma meglio per voi non ci sciatamba, perché se ci sciatamba succede la fine del mondo. E già un successo. È chiaro? Guarda, ci dobbiamo sempre credere fino alla fine, ok? Con la barra levaci le speranze. Forza Juve, un abbraccio a tutti i miei seguaci che mi seguono sempre e che mi supportano. Sopportano, no supportano. Sopportano, chi ti supporta? Chi si è fatto? E vuoi sapere una cosa? Se l'Inter avesse vinto stasera, a me mi fa pure piacere. Ma che, tu sai come stai con fan? Ma che? Che anche l'Inter rientri in questa corsa scudetto che il campionato si fa bello, perché per noi è solo, diciamo, uno stimolo in più. A me lo stimolo in più è quando va a bue e va con tu cesso. Quando mi va a bue va con tu cesso, chi lo stimola mesce? Ma ci avrei a bue per chi tu cessi. Noi lo sappiamo, noi vogliamo vincere il 7° scudetto. Bello che che volete fare? Volete vincere 7 scudetti? Arrivano a una luara a mezzo per vincere lo scudetto. Ma eventualmente volessimo vincere, non è che bene alla fine del mondo, è chiaro? No, non bene alla fine del mondo, ma secondo me mi facete ferie con un bel pantenolo. Sapete quando bruciate il culo, la roba? Fate mettere tutte le bucacce al culo, tutte quante. Però io ci credo, e voi ci dovete credere. Un saluto a tutti dai pensieri di Diego Armando, un abbraccio, forza Juve fino alla fine! Chi steppo forza io? Diego, ma va, tu e tutti i rubendini vecchi di campane, mamma mia. Comunque concludo che questa è una parodia divertente che ti ho fatto, non è nulla di che né di offensivo eccetera. Però manco a dire il nome della tua squadra, è vergognoso. Ciao a giù e forza Napoli! Parra pa 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 parra pa 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 parra pa pa ra pa pa ra clacchi boom parra pa 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 pa